113 morti dall'inizio del 2024 con un lieve incremento rispetto al 2023, il 52% delle vittime erano motociclisti. È il bilancio dei sinistri mortali sulle strade della Sardegna che quest'anno vede la provincia di Nuoro maglia nera nella regione, anche a causa del tragico bilancio dell'incidente dello scorso 31 ottobre nelle campagne di Fonni, in cui a perdere la vita sono stati 4 giovanissimi del paese. Un risultato negativo ereditato dal 2023, quando secondo i dati Istat Nuoro insieme a Sud Sardegna è risultata la provincia italiana con il peggior indice di mortalità, con valori addirittura doppi rispetto a quello medio nazionale. Una criticità che nei giorni scorsi è stata approfondita dalla prefetta di Nuoro Alessandra Nigro mediante una riunione dell'Osservatorio per il monitoraggio degli incidenti stradali, un tavolo permanente al quale hanno preso parte tra gli altri la Polizia Stradale, i Carabinieri, la Polizia Locale di Nuoro, ANAS e l'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada Sardegna, che da decenni coinvolge cittadini e istituzioni in iniziative per il miglioramento della sicurezza stradale e che nel 2016, dopo anni di battaglie in Parlamento, è riuscita a far approvare la legge sull'omicidio stradale. Diciamo che ci siamo coordinati per trovare delle soluzioni, per cercare delle soluzioni per diminuire l'incidentistica stradale. Alcol, uso di sostanze stupefacenti, eccesso di velocità e il cellulare alla guida, queste le principali cause dell'aumento dei sinistri in provincia. Criticità che richiedono un percorso di formazione e sensibilizzazione a partire dai giovanissimi sul rispetto del codice della strada. E poi nei centri abitati, secondo la IFVS, è fondamentale il limite di velocità a 30 km/h, una tematica che a Nuoro vede l'impegno serrato della polizia locale. Andando a 30 all'ora, l'ostacolo è facile evitarlo, cioè ci sono molte probabilità per evitarlo. Andando a 50 all'ora no, ecco perché è importante.